prova a mettere la palla in mezzo e c'è stato un tocco, c'è calcio di rigore per il Mantova al 6° minuto, un momento decisivo, c'è grande tensione sugli spalti, chiaramente il rigore è arrivato in questo momento della partita, darebbe al Mantova sicuramente la possibilità di affrontare nel modo migliore. Non ne abbiamo mai avuti molti, questo è il terzo della stagione, quindi uno realizzato da Ciccio Graziani a Verona contro la Vecom e uno realizzato proprio da Davide Bersi sotto la curva 3 contro il Castiglione. Tutto è pronto per il calcio di rigore, tutto è pronto, partito, Davide Bersi, 1-0 per il Mantova. Al 6° minuto con Bersi il Mantova va in vantaggio. Pare che 40 società debbano ancora mettersi a posto, quindi non si sa. Ecco, attenzione Stefano Franchi! 2-0! Chiamato, beh, insomma, al 12° del secondo tempo Stefano Franchi. Ciccio Graziani, è un sogno, in rovesciata, giù il cappello per Ciccio Graziani, 3-0 per il Mantova. Gianni, sognavamo questo gol e Ciccio cosa ha tirato fuori, cosa ha fatto? E chi gliel'ha servito? Spinale, con un colpo di tacco, dovete guardarlo stasera nel nostro telegiornale. E adesso l'altoparlante ha dato un annuncio, ha invitato i tifosi a non invadere. 48esimo, fischia alla fine l'arbitro, possiamo staccare sul terreno di gioco ed ecco che arrivano anche i giocatori della panchina, hanno già le maglie celebrative, forse le vedete, e quando Nicola sarà pronto io già lo vedo. Vediamo, va da Archimede Graziani subito. Grande giorno, finalmente è arrivata, l'aveva detto, 17 di aprile il Mantova ce l'ha fatto nel modo migliore. Sì, grazie a tutti questi tifosi, tutti a voi, grazie a tutto. Un colpo d'occhio bellissimo. Favoloso. Lei cosa ne pensa? Aveva iniziato, forse non aveva pensato un anno e mezzo fa di finire al Mantova, poi è successo quello che è successo, è finito qua, una bella avventura, il suo nome rimane nella storia dei biancorossi. Sì, una grande avventura, grazie a voi. Fatemi festeggiare con i miei ragazzi. Una grande avventura e non è un sogno, come ha detto il nostro Nicola Antognetti, è realtà. Il Mantova ha vinto il campionato di Serie D ed è tornato tra i professionisti. Dalla prossima stagione giocherà appunto in seconda divisione o in C2, come piace chiamarla a noi che abbiamo qualche anno e abbiamo conosciuto il calcio. Vado immediatamente a presentare i miei ospiti. Parleremo questa sera della vittoria non solo del Mantova sul Castelnuovo Sandrà per 3-0 ieri al Martelli nella spettacolare festa a cui avete assistito, ma anche di tutto il campionato. Una puntata allargata di Che calcio dici, dalla durata di 1 ora e 20 minuti, e c'è anche un parterre de roi che giustifica un allargamento del tempo. Buonasera e benvenuto a Maurizio Ruberti, direttore generale del Mantova FC. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito ed è un piacere essere qua con voi questa sera a festeggiare un meritato successo. Altrettanto meritato lo spazio per Enrico Dalè, il direttore sportivo del Mantova FC, che chissà se quando è stato chiamato così dal presidente Bompieri avrebbe immaginato 8 mesi più tardi di festeggiare il pronto ritorno tra i professionisti. No, non ce l'aspettavamo, ma ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo centrato l'obiettivo, questa è la cosa più importante, credo. È assolutamente vero. Buonasera a Marco Marocchi, team manager biancorosso, ex giocatore, per cui uno degli anelli di congiunzione tra il Mantova del passato e il Mantova del presente, ma anche del futuro. Buonasera innanzitutto, ma vediamo, speriamo di continuare. Dobbiamo continuare così assolutamente. Buonasera a Nicola Antognetti, che ha seguito tutta la stagione, è un po' stanco comprensibilmente, sì, sono state anche giornate molto la intense. gola un po' arrossata, come avete sentito, ho preso per le urla. un po' di spray, allora ho cercato di risanarlo un pochino. Però direi che insomma sono emozioni che valgono sì, qualche urlo. Soprattutto il gol di Ciccio, non so quante domeniche lo stavamo chiamando io e Gianni, speravamo anche in un gol su rigore, insomma se lo meritava, ha fatto un gol in rovesciata sotto la curva T, il primo gol di quest'anno sotto la curva T,
e quindi siamo tutti contenti, non solamente per la promozione ma anche per come è venuta e per come si è sviluppata la partita. Ecco, lo ricordo, il telefono è aperto, i nostri telespettatori possono intervenire in diretta rivolgendo le domande che ritengono opportune ai nostri ospiti. Come ho detto, non si parla soltanto di Mantova-Castelnuovo Sandrà, che è sembrato quasi la benedizione su un'intera stagione nella quale proprio i nerocerchiati all'andata hanno inflitto l'unica sconfitta del campionato alla squadra di Archimede Graziani, ma si parlerà appunto di tutti i temi che i nostri tifosi vogliono affrontare insieme ai miei ospiti, e loro stessi naturalmente saranno quelli che li promuovono, così come mi viene in mente guardando Maurizio Ruberti, che è anch'egli uno dei superstiti della passata stagione, praticamente soltanto lei e il segretario Gabriele Monelli, se credeva appunto che un anno, chiamiamolo così, di purgatorio, perché non si può parlare di inferno per una stagione che è iniziata sì tra qualche elemento di titubanza, però poi si è trasformata in una cavalcata trionfale. Ora possiamo dire che è stato un anno quasi di paradiso. Sicuramente è stato un anno di paradiso, perché abituato purtroppo alle vicissitudini dell'anno scorso, del scorso periodo, poi com'è finita, quest'anno è stata una giusta soddisfazione e abbiamo ripreso con orgoglio quello che al Mantova, che il Mantova ci aspetta. Io voglio fare una domanda a Enrico D'Alè, siccome ha l'età più o meno dei giocatori del Mantova, anzi se fosse un calciatore si direbbe che è uno dei senatori, perché lo ricordiamo ha soltanto 32 anni, esatto, ma ero incerto sui 31, sui 32, perché poi il tempo passa naturalmente. Noi abbiamo la rubrica dei compleanni nel nostro TG, ma non è che la conosciamo a memoria. Se è stata una notte di festeggiamenti anche per lei, insieme ai giocatori, oppure ognuno si è ricavato il proprio spazio, oppure un festeggiamento collettivo? No, è stato un festeggiamento collettivo, anche perché la società, grazie all'organizzazione di Maurizio Ruberti, ha organizzato il tutto per il meglio, e quindi, poiché siamo un gruppo compatto e coeso, non potevamo che chiudere questa prima parte di stagione, perché poi abbiamo un obiettivo ancora importante da perseguire, cioè la scudetto, festeggiando tutti assieme. Qualche indiscrezione su ciò che è accaduto questa notte? Qualche festeggiamento, anche magari un filo al di sopra delle righe, che ci sta, perché comunque il gruppo è composto da ragazzi giovani, e quindi quando si raggiunge un obiettivo così importante, con tutta la pressione che dà questa città e che mette sulla squadra, è anche giusto, insomma, festeggiare in maniera adeguata. Allora, Marocchi per varie tappe della sua carriera, della sua vita anche, ha vestito il biancorosso, è stato un protagonista e anche un tifoso, è diventato negli anni, diciamo, di lontananza dal Mantova, prima CM, ora Mantova FC, però è la prima promozione di fatto per lei. Maurizio dice che ho avuto una promozione con gli esordienti, perché del Mantova ho trascorso praticamente tutto l'iter, dalla giovinezza, avevo 12 anni il settore giovanile, poi il debutto in prima squadra, poi il ritorno facendo l'allenatore, adesso sempre grazie a Maurizio a questo ruolo qua, è molto gratificante, perché le emozioni le vivi dal vivo al 100%, sei proprio dentro assolutamente, nel bene e nel male. Quindi è una cosa vissuta a livello di pelle, proprio come i ragazzi, con il mister, con lo staff tecnico, con i dirigenti, con tutti quelli che erano presenti poi domeniche sul campo, insomma, insieme ai tifosi. Io non ho capito una cosa, Nicola, tutti ieri ci hanno ringraziato. Perché ci hanno ringraziato? Hanno detto grazie anche ai giornalisti che hanno dato risalto alle imprese di questa squadra al pari dei tifosi. Perché ci hanno ringraziato? Io non mi sono sentito così chiamato in causa, voglio dire, il Mantova ce l'ho nel cuore, non ho bisogno che i protagonisti mi ringrazino per il mio supporto. Tenendo conto che noi giornalisti comunque facciamo il nostro dovere nel raccontare quello che succede nelle vicende sportive, e massimamente per quello che riguarda il calcio a Mantova. Mi rendo conto che per la neonata società del Mantova Football Club ci fosse la necessità comunque di farsi conoscere, e c'era soprattutto il compito, forse ancora più difficile della promozione, di ricostruire un ambiente che era uscito, l'ho detto all'inizio dei contributi che poi vedremo, era uscito un po' con le ossa rotte dalla mancata iscrizione. C'era un po' di scoramento, c'era molta sfiducia, c'era anche la paura di dire: ma la Serie D è solo una stazione di passaggio o ci rimarremo per anche più di un anno? Guai se non fosse stato e quindi, così. Ruberti annuire, era questa la grande paura, credo, della nuova Io capisco società. le loro difficoltà, soprattutto all'inizio della stagione, in cui ancora non hai certezze, in cui formi un gruppo
anche un po' in ritardo rispetto alle altre squadre per i motivi che sappiamo, quindi si trattava di partire, di creare qualcosa di competitivo e qualcosa di vincente. Ti ricordi Giampaolo, insomma, all'inizio dicevamo l'importante è arrivare intanto a dicembre in testa, non importa come. E abbiamo sempre detto che l'importante... anche nelle zone alte della classifica. Esatto, e l'importante era arrivare all'ultima giornata con la Colognese, avere un punto di vantaggio su tutti gli altri. Ce l'hanno fatta vincere il campionato con 10 punti di vantaggio, quindi buon per loro. Il ringraziamento lo accettiamo molto volentieri. Siamo felici anche di aver dato un contributo di conoscenza e di visibilità ad una squadra che ha avuto il compito difficile di riportare la gente a rinnamorarsi del calcio a Mantova. Vediamo allora la sintesi curata dal nostro Nicola proprio di Mantova Castelnuovo. La sintesi, scusa Giampaolo, è stata curata da Alessandro Soragna, perché ieri ovviamente nei festeggiamenti ci abbiamo messo un po' di più e quindi il buon Alessandro, che conduce Subito Sport, ha curato la sintesi subito dopo la partita. Giustissima questa precisazione, il che non cambia la sostanza. Mantova Castelnuovo Sandrà 3-0, ecco i gol e le azioni principali. Ci ritroviamo tra un paio di minuti. Con 180 minuti di anticipo il Mantova FC può servirsi il brindisi più dolce dell'anno e laurearsi campione in questa cavalcata vincente targata Serie D. La società vede premiati i propri sforzi, i giocatori e lo staff coronato un sogno ed i tifosi possono liberare la propria felicità. Dopo un primo tempo non certo brillante, ma con Spinale e compagni in assoluto controllo sulle sorti del match, nei secondi 45 minuti ecco calato il tris delle meraviglie, con Franchi che sale in cattedra e dispensa perle di classe pura. Tanino si invola sulla sinistra e crossa verso Gherardi in ottima posizione a centro area e solo un fallo di mano impedisce al puntero sbiancorosso di cercare la porta da posizione favorevole. Sul dischetto il moicano Bersi è freddo e mette il primo tassello promozione. Il capocannoniere del Mantova è Franchi, che dalla cattedra non scende perché il secondo squillo e 12° suo stagionale è figlio del talento del guizzante numero 10 di Viale Te. Applausi, applausi e ancora applausi per l'ingresso in campo di Ciccio Graziani, il Duca che a Mantova ha dato e ricevuto tanto in termini di passione calcistica e che ha messo la ciliegina perfetta per un finale perfetto. La rovesciata impatta con il giusto mix di timing e forza il pallone che gonfia la rete come Pelé in fuga per la vittoria e al termine invasione di campo di tifosi e tutti in festa. Ho giustamente sottolineato insieme ai miei ospiti che un gol come quello di Graziani, ammesso che chiuda il cerchio, noi naturalmente ci auguriamo di no, auguriamo ancora a Ciccio di giocare altre 200 partite con il Mantova e di fare almeno altri 70 gol, ma sembra un gol nato con la PlayStation, colpo di tacco di Spinale e rovesciata di Graziani, veramente un'azione da leccarsi i baffi, Ruberti, lei che li ha? Li ho leccati ieri, li ho leccati veramente, perché è stato l'unico gol che ho visto e ha acceso l'entusiasmo di tutto lo stadio, perché come ricordava prima Antonietti è iniziato con Ciccio l'avventura di quest'anno. Cioè lui si è messo a disposizione di un progetto praticamente ha creduto gratis. In un progetto, è venuto con tutto il cuore che aveva per Mantova e ha fatto il primo gol su un campo ormai ridotto all'inverosimile, bruciato dal passato, dal sole estivo di luglio per 15 giorni senza acqua, e in agosto ha fatto il primo gol e ha suggellato il campionato con questa perla, che si può dire una perla del calcio. Tra l'altro molto inseguito perché non segnava da Mantova Legnago, altro gol bellissimo. Tra l'altro mi permetto anche di sottolineare una cosa, magari nel corso della trasmissione questo è un fuori scaletta, se riusciamo a recuperarla, la prima partita, la sintesi della partita di Coppa Mantova-Castellana, quel giorno andò il nostro Gianni Veronesi, il primo gol del Mantova fu di Ciccio Graziani che consentì al Mantova di pareggiare il gol iniziale della Castellana. E mi ricordo che in quell'occasione Gianni sottolineò sì le condizioni del campo, sì la condizione di precarietà, di fragilità ancora di questa squadra, ma l'orgoglio, la voglia comunque di andare avanti. E non a caso quel giorno lì segnò un vecchio leone come lui e una nuova leva come Paganotto, che poi ha avuto purtroppo una stagione molto sfortunata, però insomma era stato lì, si è visto che pur nella precarietà c'era un nuovo inizio, c'era qualcosa di diverso che stava iniziando. Enrico Dalè, ovviamente una delle leggi del calcio, e lei lo conosce bene il calcio, anzi lo sta masticando molto bene in questi anni, è squadra che vince non si cambia, ma per squadra si intende anche l'allenatore, io mi auguro che Archimede Graziani possa rimanere al proprio posto, e poi naturalmente anche il direttore sportivo, perché abbiamo letto in questi giorni delle sirene che arrivano da Ferrara, io però non oso crederci, nel senso che è un direttore sportivo giovane che si sta mettendo in luce, che è apprezzato dalla stampa, è giusto che il proprio nome possa andare sui giornali, perché ovviamente dà
aumenta diciamo il valore specifico della persona, però in fondo Ferrara è anche un po' scomoda, non c'è l'autostrada, io credo che convenga rimanere a Mantova, lei cosa dice? Ma è che ci sarà tempo e modo di parlarne con la proprietà, di approfondire questi discorsi. Secondo me noi abbiamo un grandissimo obiettivo ancora davanti a noi, che vorrei sottolineare, che è cercare di fare il meglio possibile nell'Appu Scudetto. Perché il sogno nel cassetto sarebbe quello di diventare campioni d'Italia, nazionali dilettanti, e il prossimo anno giocare con quello scudetto sulla maglia. E penso che per una società come il Mantova, che arriva da un fallimento molto doloroso, riuscire a vincere il campionato e magari abbinarci lo scudetto, credo che sarebbe una bella soddisfazione per i tifosi. E per quello bisogna che tutto l'ambiente capisca che abbiamo conquistato l'obiettivo primario, ma non abbiamo ancora finito il nostro lavoro continuerà, io spero ancora almeno per un mese. Anche per professionalità, perché naturalmente voi giocatori sono dei professionisti, si giocano la riconferma, credo anche in questo ulteriore mese, e credo che insomma sia importante che, dato che vengono pagati sino alla fine, quest'anno non ci sono problemi in questi termini, diano il massimo, il 100% sino alla fine. Vorrà dire che dovrà rifare una nuova maglia con uno scudetto. Ma la maglia è già pronta, quella del prossimo anno, basterà mettere lo scudetto. Ah, capisco benissimo, questa è un'anticipazione interessante. Invece chiedo a Marco Marocchi quali sono i punti di forza che hanno permesso al Mantova di fare davvero la differenza quest'anno. Sì, perché d'accordo, si dice sempre qualche elemento di categoria superiore indubbiamente c'è, però si è partiti in 9 con un grave gap nei confronti di altre squadre che magari sono meno blasonate ma erano più pronte a intraprendere l'avventura nel campionato di Serie D. È proprio quello, il fatto di essere partito con questo deficit, con questo scoramento iniziale, no? Dove la società è stata grande in pochi minuti a costruire il tutto e mettere le basi, e trovarsi sul campo, ci si ricorda benissimo, quei 7-8 giocatori che correvano con Virgili che già dettava legge ed era già un casino lì per il lavoro che c'era da fare, poi partire per il ritiro ha fortificato sicuramente, da subito ha messo delle basi importanti, già c'erano lo zoccolo duro, poche parole, su cui poi è stato costruito man mano la squadra, insomma. Forse è stato proprio quello, diciamo, la forza. Ci sono stati dei momenti difficili, lo sapete anche voi, la svolta è avvenuta in una partita a Verona in piena difficoltà, dove le pressioni erano enormi per noi e si avvertiva da fuori già qualche mezza contestazione, una vittoria e poi non ti ha più fermato nessuno, insomma. No, infatti, voglio dire, qualche pareggio di troppo rispetto ad altre potenziali vincitrici del girone, però insomma direi che il campionato, la stagione intera è stata gestita abbastanza in scioltezza. Andiamo a vedere anche i risultati della terzultima giornata del girone B della Serie D. A proposito, ricordiamo che avendo il Mantova vinto il proprio girone affronterà la Pool Scudetto dal 22 di novembre. In soccorso dal 22 di maggio, quindi la Pool Scudetto, verosimilmente nel girone A3 con Cuneo che proprio ieri si è aggiudicata al girone A, e Treviso a cui invece manca un punto per la vittoria matematica nel girone C. Invece torniamo per un attimo sui risultati della 32esima giornata. Brava la Castellana a fermare la Colognese, c'è stato quindi il sorpasso per il secondo posto, ora appannaggio del Pontisola che ha affossato quasi definitivamente la Solbiatese. Vedete il successo dei bergamaschi in trasferta 3-0, c'è anche la vittoria importante del Castiglione sul campo di Villafranca, un successo molto agevole il Castiglione. Vediamo anche la classifica, è a 3 soli punti dai play-off che serviranno a determinare una eventuale graduatoria di ripescaggio. Ai play-off vanno la seconda, la terza, la quarta e la quinta classificata. In coda Trento e Solbiatese, la Solbiatese è quasi spacciata, come dicevo il Trento ieri ha battuto sorprendentemente il Voghera, si è portato a 2 sole lunghezze dal Castelnuovo Sandrà. Pensate, Castelnuovo Sandrà 0 punti nelle ultime 9 gare, poi anche Caratese e Villafranca sono attualmente in zona play-out, la Castellana pure cerca di raggiungere l'Alzano Cene, ieri battuto in casa. Vediamo anche il prossimo turno, non si giocherà domenica appunto è Pasqua, si tornerà in campo invece il 24 di aprile, si tornerà in campo il 1° maggio, scusate questo errore nelle date. Il Mantova è impegnato ad Arfo Boario. Nicola, è una bella trasferta, dai, in una zona termale.
Sì, diciamo che comunque ci andiamo con tutto un altro spirito. Credo anche insomma, la squadra. Alla fine sarà anche divertente assistere, soprattutto vedere il Mantova che giocherà senza più l'assilo, la preoccupazione della promozione, quindi giocare in maniera ancora più sciolta. Ho visto i ragazzi qualche volta anche un po' tesi, era comprensibile nel corso della stagione, insomma penso che ci sarà da divertirsi. Da Foguare è una buona squadra, aveva fatto bene all'andata. Attualmente in zona playoff. Aspettiamoci una bella gara. Sottolineo la posizione del Castiglione che, l'abbiamo sempre detto, è stata una delle squadre forse migliori che abbiamo visto il Martelli contro il Mantova, una squadra che può lottare per i playoff e credo che abbia degli elementi che, insomma, se il Mantova vuole fare spesa l'anno prossimo siano molto molto interessanti. Non li dico, insomma, un paio di giocatori mi piacciono molto, non ho mai fatto mistero che Giromette e Pace siano due elementi secondo me anche di categoria superiore, ma insomma non voglio sostituirmi ad Allè. Ecco. Solo una battuta con Dalè prima di andare in pubblicità. Ci sono due gare, Darfo Boario fuori, Colognese in casa, tra l'altro anche in quell'occasione sarà festa, mi conferma così sì. Maurizio Ruberti, c'è la possibilità di provare qualche elemento magari meno utilizzato sin qui per dare un giudizio definitivo su un giocatore che si giocherà la riconferma, credo. Non solo, abbiamo due avversari molto tosti, anche se il Darfo Boario ha qualche problema, c'è qualche problema tra l'allenatore e il presidente in queste ore, e quindi potrebbe esserci qualche sorpresa da qui alla partita di domenica, però sono due avversari molto tosti, dovremo prenderli con le pinze, ma ci sarà comunque, io credo, la possibilità per qualcuno che ha giocato meno, anche se tutti hanno dato il loro contributo quest'anno per vincere il campionato, perché abbiamo utilizzato tutta la rosa. Anche oltre. E anche oltre per potersi mettere in evidenza e giocarsi le proprie chance per il finale di campionato e la Puscudetto. Andiamo in pubblicità, torniamo tra un paio di minuti. Eccoci tornati in studio per la seconda parte di Che Calcio Dici, una puntata festosa per la promozione in Serie C2 del Mantova, e allora io vado sotto naturalmente a Maurizio Ruberti che ha detto noi non potevamo che affrontare la Serie D per vincerla nonostante tutte le difficoltà da cui siamo ripartiti quasi da zero, e io credo però che la stessa cosa accada ai nastri di partenza della Serie C, che sia C2, che sia C1, che sia C unica, perché davvero sta scoppiando un grande calderone, è già scoppiato a dire la verità nel più basso torneo professionistico, dato il numero di squadre così un po' zoppicante, i gironi sono composti da squadre dispari, non solo, ci sono anche tante penalizzazioni, insomma in tutto questo caos il Mantova non potrà far altro che presentarsi per vincere, io credo. Ma sicuramente il Mantova non partirà più da zero, perché la società c'è, una società seria, solida, che ha voglia di andare avanti e di consolidarsi anche per il futuro. Per cui non partiamo più da zero come è stato nel luglio dello scorso anno, quando dovevamo creare la società, dovevamo creare la squadra, dovevamo ricreare la fiducia dei mantovani verso il Mantova. Come diceva Nicola, anche, cioè, è stata una delle sfide più difficili per il Mantova di quest'anno, riportare la fiducia ai tifosi verso lo stadio, per cui partiremo sicuramente da queste basi, da una stima che i tifosi ci hanno dimostrato per tutto quest'anno, perché in Serie D vedere una media di 3.000 persone allo stadio, abbiamo fatto una media di quasi 3.000 persone. Nonostante avversari naturalmente non di grido e anche condizioni spesso meteorologiche disastrose. Disastrose, esatto. Con una giornataccia infame, 2.150 persone al Martelli, farci in faccia di quest'inverno. Per cui noi partiamo da queste basi, sicuramente sarà un anno impegnativo, dovremo lavorare tanto oggi, dai prossimi giorni. Da domani praticamente. Da domani. No, 48 ore di riposo ce lo prendiamo meritato, penso che sia giusto. Però già da dopo Pasqua sicuramente sarà da affrontare il futuro, però partendo da queste basi. A Marco Marocchi, che è mantovano e proprio perché conosce anche il tessuto in cui è cresciuto e in cui opera, chiedo quanto è importante l'eredità lasciata dal passato, perché ricordiamo una decina d'anni fa per il Mantova in Serie C2 andavano 800, 1000, talvolta 2000 persone quando si inanellava qualche serie positiva. Oggi invece la cultura della Serie B ha lasciato davvero qualcosa nei tifosi mantovani, in una città dove tutto sommato non ci sono così tanti svaghi e così tanti motivi di discussione. Insomma il Mantova rappresenta quest'oggi per i mantovani ancora tanto. Sì, tantissimo, però va da sé che
Se non hai una squadra che risponde poi sul campo, difficilmente. Voi sapete gli anni che abbiamo passato. Cioè si stempera questo entusiasmo? Sì, è normale, in tutte le categorie, in tutte le città, anche le più calde, è così, avendolo anche vissute personalmente. Chiaro che se poi invece sul campo, come è successo quest'anno, la squadra trascina, le basi della società sono solide, sai che hai davanti qualcosa di importante, però è come sempre il campo che dà la risposta, non c'è niente da fare. E sono quelli che scendono in campo che poi trascina la gente allo stadio, insomma. Quindi questo, dimmi scusa. No, dicevo, Nicola, è questo che temevamo noi a inizio stagione, esatto, di vivere una stagione anche così amorfa. Invece anche la squadra ha risposto modi. bene, il fatto che non abbia quasi mai perso, perché ha perso solo una partita, questo ha aiutato tantissimo, e comunque i tifosi mantovani si sono dimostrati veri tifosi. Qualcuno... Anche quelli che lanciano il petardo costantemente. Quelli che lanciano il petardo, ecco, io ai tifosi gli do 8 meno, ecco, il meno è per qualche petardo che è volato ogni tanto. Chissà com'è nata questa mania Tra l'altro censurabile. peccatucci veniali che però rischiano, cioè poi ricadono però sulle casse della società, ma questo, vabbè, in questo clima di festa magari ne parleremo più avanti. Sì, di anche questo... posto che comunque chi lancia il petardo non ama né il Mantova né esatto, il perché poi soprattutto è stato detto più volte di non lanciarli. Proprio per questo. Il Mantova, devo dire, i propri tifosi hanno dimostrato di essere molto attaccati alla squadra e di essere dei tifosi veri che la seguono anche in serie inferiori. Prima dell'inizio della stagione c'è stato qualcuno, anche non solo tra i tifosi, ma anche magari tra qualche addetto ai lavori, che magari ha detto ma adesso è un campionato in tono minore, cose di questo genere. Io credo che il vero tifoso, se è affezionato alla squadra, alla fine va comunque allo stadio. Anzi, a maggior ragione, spesso la partita, quella giocata nelle condizioni più disgraziate o nella serie più bassa, diventa un motivo di vanto per il vero tifoso, per dire io però c'ero anche quando le cose andavano male. Io faccio sempre l'esempio anche da milanista, dei tifosi del Milan che dicevano di andare allo stadio anche durante Milan-Cavese, una partita tra l'altro persa in Serie B dal Milan. C'è l'esempio di Bologna-Palazzolo, ci potrebbe essere l'esempio del Mantova che in eccellenza andò a giocare a Zibello, Rotteglia, ecco. la seconda sono partite che per il la prima trasferta di quella stagione. Esatto, sono partite che magari all'inizio vengono vissute come un'umiliazione dal tifoso, poi vengono esibite quasi come una medaglia al merito, sì, per dire io c'ero anche quando le cose andavano male. I tifosi hanno risposto molto bene, c'era un bellissimo colpo d'occhio e credo che questo alla fine ha influito, perché per tante squadre abituate a giocare con molti meno spettatori, affrontare il Mantova al Martelli con 2500 tifosi avversari, poi molto appassionati, rappresentava già un punto di partenza. Come dicono a volte certi rugbisti francesi, quando suonano la Marsigliese partono già con 7 punti in più, una cosa di questo genere. Non dico che il Mantova partisse con un gol in più, ma i festeggiamenti quasi. della Colognese, l'abbiamo detto tante volte, all'1-1 in casalingo, perché era un risultato c'era anche una sorta di timore reverenziale. Il Mantova comunque, pur avendo tanti giovani, presentava alcuni elementi della vecchia guardia che avevano giocato in Serie B, e quindi sicuramente un po' di timore reverenziale lo rappresentava. E poi sono convinto che col passare delle partite in qualche squadra è subentrato un po' di rassegnazione. Enrico Dalle, dove li avete pescati questi Koulibaly, Colonetti? Insomma, sono giovani sì, giocatori anche Ferrari naturalmente, giocatori che sono al loro primo vero campionato, non oso dire da professionista perché il torneo di Serie D non lo è ancora, ma sono giocatori che si sono mostrati assolutamente all'altezza e sono ora un capitale del Mantova sul quale la società può contare anche per il futuro. E poi le chiederò anche quando realmente ha creduto nella promozione. Io mi permetto di dire, poi è facile dirlo dopo, da subito, però magari lei non è d'accordo. Noi avevamo un obiettivo molto chiaro, che è stato sancito dal nostro presidente, quindi anche quando c'erano i famosi 7 giocatori che si allenavano al Martelli prima di andare in ritiro, noi dovevamo vincere il campionato, quindi la pressione su ognuno di noi era enorme, però è anche una sfida straordinaria, perché se mi avessero detto l'anno scorso che sarei diventato il direttore sportivo di questa gloriosa società, francamente non ci avrei creduto. Dove li abbiamo presi? L'anno del centenario, pensi un po'. Assolutamente. Per cui ce l'abbiamo messo forse il 110% delle nostre conoscenze, della nostra voglia di fare il meglio che potevamo. Dove abbiamo preso questi giovani? Abbiamo dovuto lavorare necessariamente sugli errori degli altri, nel senso che gli altri stavano già tornando dai ritiri quando noi dovevamo ancora comprare i giocatori. Quindi li avevano scartati? Sì.
Assolutamente sì, e quindi io mi sono basato soprattutto su quello che avevo fatto negli anni primi, cioè ho fatto 8 anni lo scout, l'osservatore. Ecco, infatti io sapevo di questo anche perché lei è già stato nostro ospite di una puntata singolarmente e ricordo questa attività di scoutman e quindi lei Colonetti, Koulibaly, Ferrari li conosceva già, Terranova naturalmente. Perché ho lavorato per diverse società e quindi naturalmente gli scout vanno a vedere i campionati primavera, i campionati allievi e quindi ho visto tanti di loro crescere nelle varie categorie e sapevano che potevano interpretare un certo tipo di ruolo all'interno di un contesto tecnico. Il nostro modulo è il 4-3-3 e abbiamo fatto delle scommesse, ma non solo quelli che hanno giocato di più secondo me hanno reso secondo le aspettative, ma anche qualcuno che ha giocato di meno ma ha dato un contributo importante. L'altra volta quando ero ospite da voi parlavamo per esempio di Fabio Bonomi piuttosto che di altri. Stefano Portesi ha fatto 16 presenze, un campionato, e ha parato 2 rigori. Ha parato 2 rigori. Contro l'Olginatese. E quindi tutti i ragazzi giovani che però con grande talento, a cui non si poteva chiedere la continuità, ma che si poteva chiedere la prestazione. E dovevano superare un esame difficilissimo, cioè giocare davanti a tanti spettatori, giocare in una piazza che ti mette molto pressione. Credo che ce l'abbiano fatta. La tremarella alle gambe, credo soltanto entrare in quel catino che rappresenta qualcosa, indubbiamente, che ha visto anche recentemente il palcoscenico della Serie B. Vediamo il primo blocco di interviste raccolte questa volta, sì, dal nostro Nicola Antognetti, proprio dopo il fischio finale ieri sull'erba del Martelli. Un grande giorno, finalmente è arrivata, l'aveva detto, 17 di aprile il Mantova ce l'ha fatto nel modo migliore. Sì, grazie a tutti questi tifosi, tutti a voi, grazie a tutto. Un colpo d'occhio bellissimo. Favoloso. Lei cosa ne pensa? Aveva iniziato, forse non aveva pensato un anno e mezzo fa di finire al Mantova, poi è successo quello che è successo, è finito qua, una bella avventura, il suo nome rimane nella storia dei biancorossi. Sì, una grande avventura, grazie a voi. Fatemi festeggiare con i miei ragazzi. Benissimo. Mario, una grande felicità per te. Prima promozione, primo successo da semiprofessionista, cosa hai provato oggi? Un'emozione grandissima, vincere il campionato non è facile, ci siamo riusciti grazie anche a questo fantastico pubblico, è una grande emozione. Grande! Bravissimo! Grazie! Una grande gioia e sei stato forse anche uno dei più pimpanti oggi, avete avuto un po' di paura nel primo tempo, poi invece com'è andata? No, poi abbiamo preso fiducia dai nostri mezzi e il risultato è venuto. Abbiamo tanto chiamato il tuo gol, cosa ci hai regalato oggi? Cosa ci hai regalato? È un'emozione, era giusto così perché sono veramente contento, grazie. Una bellissima scena, mister Archimede Graziani che abbraccia Gabriele Graziani. Ciccio, il gol lo sognavi? Lo sognavo, non ho parole, tutto troppo bello, grazie. L'anno prossimo ci sarai perché so che vuoi segnare ancora per il Mantova. Io sì, dipende spero mi propongano qualcosa. Complimenti Bomber. Una bellissima vittoria per tornare in C2 nel modo migliore. Quanto la sognavate questa festa? È una cosa veramente, poi con un pubblico così fai fatica a descrivere la grande gioia dopo un'ottima partita, tra l'altro, contro una squadra l'unica che ci aveva battuto. Adesso lo possiamo dire, c'è stato qualche momento che avete avuto paura, in realtà ci avete sempre creduto in questa promozione? La paura no, noi siamo stati sempre sul pezzo all'inizio dell'anno, te lo sai, siamo partiti in 9, abbiamo finito alla grande come vedi, quasi imbattuti per tutto l'anno, quindi va bene. Stefano, per te 14 partite, 2 rigori parati, tante soddisfazioni, l'hai vissuta dalla panchina però la gioia è uguale. Ma per me vincere qui a Mantova è una grande cosa, poi con questo pubblico qua, ragazzi, vincere non è mai facile, per me è la prima volta, è un sogno che si avvera e devo ringraziare tutti voi e mi fa piacere dare il contributo a questo grande Mantova. L'anno prossimo ci sarai ancora perché Mirko non molla ma tu vuoi restare. Io voglio restare a tutti i costi, speriamo che la società si faccia restare, grazie a tutti. Sei entrato a partita ormai quasi decisa, però una festa bellissima per te, hai dato il tuo contributo, che giorno è per te, per la tua carriera? Beh, io sono venuto qua a Mantova per vincere il campionato, sono riuscito insieme a tutti i miei compagni e tutta questa grande città, sono contentissimo, è un momento di festa e doveva andare così ed è andata così. Ascolta, tu quando sei arrivato hai fatto come Ibrahimovic, hai detto sono qua per vincere, quindi sei convinto di aver dato anche tu la carica giusta ai tuoi compagni per arrivare alla vittoria? Certo, sicuramente tutti quanti, chi di più, chi di meno ha dato il contributo per arrivare a questo grande obiettivo. Benissimo, ti lasciamo godere la festa. Grazie a voi. Il Mantova ritorna nel calcio che conta, c'è stato un campionato sofferto, combattuto, ma il Mantova ha tirato fuori la grinta anche nel momento giusto e ce l'ha fatta. Guarda,
sono felicissimo perché dopo l'annata scorsa sono rimasto per vincere. Era una sfida per me e l'ho vinta. Sono super contento perché l'ho vinta 2 volte e grazie anche al gruppo di ragazzi che è arrivato, alla società, allo staff, a tutti. Sono super contento perché sono sceso di 3 categorie ma esco vincitore. Anche un giocatore che ne ha viste tante come te comunque riesce ancora a emozionarsi in una categoria come questa. È il numero 1, è il Mantova. Quindi ce l'abbiamo, quindi ovviamente Manuel chiederti se rimane anche l'anno prossimo è quasi inutile, cioè tu ci sarai e guiderai il Mantova anche in C2 nella prossima avventura. Sì, io ho sposato il progetto, l'importante era vincere il primo anno perché altrimenti se si appiattiva diventava un casino. Abbiamo vinto, siamo orgogliosi, abbiamo stradominato il campionato anche con delle difficoltà ma abbiamo perso una partita sola. Penso che devo dire un grazie a tutti e la promozione è dedicata a questo splendido pubblico. Una parola appunto per i tifosi che vi hanno sostenuto fin dal primo giorno anche quando sembrava tutto difficile. I tifosi sono stati incommiabili e lo saranno per sempre. Mantova secondo me è una delle piazze più importanti che ci sia in circolazione. Siccome Nicola Antognetti non fa nulla per nascondere la propria fede, dice anche tu come Ibrahimovic, ricordo Milan Cavese, a parte insomma Milan Cavese, il Milan era in Serie B e quindi questo secondo me lui dovrebbe dimenticarlo. Però a me piace ricordare invece che Archimede è stato chiamato Archimu e io credo, Ruberti, che buona parte del merito vada anche a questo allenatore che è entrato così dalla porta di servizio, perché chiaramente come i giocatori sono dei dilettanti, sono dei debuttanti, alcuni di questi, e lui non aveva mai vinto un campionato e quest'anno era chiamato ad un compito difficile, gestire uno spogliatoio molto lungo e alla fine ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, è stato molto bravo all'inizio perché è venuto in una piazza difficile, è arrivato così di sorpresa, dove nessuno lo conosceva. Io ricordo in piazza, vivendo la piazza quotidianamente, le perplessità che intorno ai caffè si sentivano, ma chi è, da dove arriva, ma cosa ha fatto, qual è il suo background, ma chi sarà, cioè tutte le perplessità di questo mondo. Ha dimostrato invece con carattere e con determinazione di costruire il gruppo, di saper fare il gruppo nello spogliatoio, di saper fare il duro quando era necessario, di fare il padre in certi momenti e portare la squadra a questo successo che abbiamo visto ieri. È stata entusiasmante. Ho ben inteso, io non sono interista, sono solo un estimatore di Mourinho e allora a Marocchi e del suo grande carisma, a Marocchi chiedo invece di valutare il rendimento dei cosiddetti senatori, siccome da lei si è occupato dei giovani, forse perché è più vicini a lui, a lei chiedo di valutare gli Spinale, i Bellodi, i Graziani, gli Zaninelli. A proposito, Zaninelli non ne abbiamo parlato, non l'abbiamo visto nelle interviste, ma è stato un altro elemento pescato al momento giusto in funzione anche di un evento disgraziato come l'incidente a Giordano Paganotto, però anche quella è stata una scommessa vincente. Ma sicuramente la scelta della spina dorsale, fondamentale. Bellodi, Spinale, Graziani, per tanti motivi. E la scelta dei 3-4 giocatori fondamentali per la categoria, vedi Caruso, Paganotto, lo stesso poi Franchi e Gherardi, stanno arrivando mano a mano perché all'inizio era quello che era. Paradosso di un infortunio gravissimo, uno dei giocatori pilastri della nostra squadra, che è Giordano, è arrivato Zaninelli che ha fatto il lavoro fondamentale, è di veramente un grandissimo giocatore fuori e all'interno del campo, perché come sapete la squadra è composta per il 60% da giovani, è fondamentale il lavoro dei vecchi, ripeto, non solo sul campo ma anche fuori. E lì la squadra insomma ha costruito tutto l'intorno, insomma. Adesso non voglio dimenticare nessuno, da Gambino che è arrivato dopo, che magari forse qualcuno si aspettava chissà quali sfrascelli dopo la prima presenza che ha fatto, ma è stato comunque fondamentale anche quando è entrato, risolvendo delle situazioni importanti per noi, magari non facendo gol ma facendoli fare, e questi sono punti pesanti che poi arrivano. Insomma è stato un mix giusto, ma si vede che doveva andare così perché, ripeto, magari succedeva qualcosa di brutto e subito dopo riparavi con qualcosa di molto positivo.
Nicola, 21 gol in 2, Franchi e Gherardi, quasi una staffetta. Ieri è andato a segno il primo, non il secondo. Il primo aveva caratterizzato un grande girone d'andata con gol strepitosi, il secondo un po' oggetto misterioso nella fase ascendente, invece si è confermato grande giocatore nella ripresa, diciamo, di questa stagione, e sono stati entrambi fondamentali. Sono stati entrambi fondamentali, ironia della sorte, il gol che ha sbloccato Enrico, cioè il terzo, il secondo gol che era stato fatto contro la Solbiatese, gli è arrivato su un assist facile da parte di Gambino. Paradossalmente il giocatore che doveva rubargli il posto è l'emblema, secondo me, comunque di un gruppo dove non c'è stato un giocatore in particolare che abbia dominato la stagione. Ci sono stati vari giocatori perché dobbiamo non dimenticare comunque anche Colonetti, che nelle prime 15 partite di campionato aveva segnato 5 gol, ben al di sopra di quelli che erano i suoi standard anche a livello giovanile. È stata una squadra dove a seconda del periodo ci sono stati diversi giocatori che sono entrati in forma nel momento giusto. Quando Franchi per forza di cose ha dovuto rifiatare un po' o magari sui campi pesanti pativa un po' di più, è emerso Gherardi e questo si è visto. Comunque hanno segnato in tanti, hanno segnato anche dei ragazzi molto giovani, ricordiamo ad esempio Terranova che comunque ha segnato 2 gol, uno bellissimo con la Castellana, uno determinante a Trento, segno di un gruppo che è stato molto coeso e questa è stata la cosa più positiva. C'è stata poi la staffetta, mi fa venire in mente, Ferrari-Caccavale che è esploso nell'ultima fase del campionato, non facendo certo rimpiangere uno dei giovani insieme a Colonetti che era stato posizionato in pianta stabile nello schieramento. Caccavale credo che sia un patrimonio per il Mantova, così come credo lo sia anche Giulio Mariani, che è un ragazzo che al di là della sfortunata prova che aveva fatto contro la Caratese, dove era andato un po' sul banco degli imputati, è un giocatore su cui si può investire per il futuro. E Ferrari adesso ha dovuto rifiatare, quindi è finito in panchina, in alcuni casi anche in tribuna, però non va dimenticato quello che è stato il suo apporto. È stato un ragazzo che ha debuttato in maniera purtroppo sfortunata, perché alla terza partita col Villafranca è incappato in un erroraccio e invece ha saputo reagire, crescere. Io mi ricordo già la gara con la Solbiatese, dove fu uno dei migliori in campo, e quindi secondo me un altro elemento da tenere stretto già in prospettiva futura. Vediamo il secondo blocco di interviste tra l'Erba del Martelli e lo spogliatoio, dove sono volate anche secchiate d'acqua, gavettoni. Vabbè, insomma, noi siamo stati risparmiati, però proprio per riuscire a portarvi queste testimonianze. Vediamo. Una gioia così se l'aspettava, ma forse non se la immaginava così grande, vero? Così grande no, di sicuro. Mi immaginavo che c'era molta gente, che erano dei tifosi meravigliosi, ma ti fa avere l'emozione fino in gola, perché non si può, cioè credo che sia una soddisfazione più grande per me. Anche un uomo navigato di esperienza come lei riesce a commuoversi davanti a uno spettacolo di questo genere? Credo di sì, cioè è proprio così, anche alla mia età, con tutto quello che ho passato, credo che sia soddisfazione immensa. E l'anno prossimo cosa facciamo? Anche se adesso chiaramente godiamoci la festa. Ci godiamo la festa, ma facciamo il meglio che si può, perché è troppo bello, non si può fare, amate da fare così. Grazie. Davide, tutti voi sognavate di sbloccare il risultato nella partita di promozione, è toccato a te, che emozione è stata? No, è un'emozione immensa, penso sia indescrivibile, cioè già essere qua a Mantova è un qualcosa di unico e forse sono stato premiato per tutti gli anni indietro nei quali ho fatto bene, ma non ho mai avuto l'opportunità di giocare in squadre importanti. Mantova per me è come essere in Serie A, e lo dico non perché sono qua, ma perché veramente sono orgoglioso di questa maglia, di questa città, di questa gente, e poi vabbè, l'aver fatto un gol è un qualcosa di straordinario. Non è banale dirlo stavolta, una vittoria di tutto il gruppo? Sì, questo sicuramente, perché chi più chi meno hanno contribuito tutti quanti a questa promozione, una promozione importante che noi giocatori sicuramente vogliamo dedicare a tutti quelli che ci hanno sostenuto all'inizio stagione, anche nei momenti un pochettino più duri iniziali, quindi un grazie veramente a tutta la gente di Mantova. Il gol di Cicci in rovesciata sotto la curva è stata l'ennesima bella storia di un'annata trionfale. Sì, penso che sia giusto premio a un giocatore, ma soprattutto a un uomo vero, un uomo importante, che ha dato tanto per questa maglia e che anche quest'anno ha dato il suo contributo, un suo grosso contributo, perché dall'interno dello spogliatoio si può apprezzare quanto sia un uomo vero e quanto abbia dato una mano a tutto questo gruppo. Quindi insomma tanto di cappello a Ciccio, penso che sia giusto che abbia chiuso lui questa giornata con un gol stupendo. Tanti anni fa avevi iniziato proprio nei dilettanti col Mantova vincendo un campionato, adesso è stato quasi un ritorno al passato, però la gioia è sempre la stessa quando si contribuisce alla resurrezione del Mantova. Sì, l'emozione è come ai primi tempi quando ho vinto qua a Mantova. È un'emozione, è finita. No, finalmente abbiamo raggiunto. Con tutti i miei compagni di squadra, dedicare a loro
perché soprattutto grazie a loro quest'anno ho fatto quello che dovevo fare, cioè il mio dovere, fare gol, far segnare e vincere il campionato. Il prossimo adesso un grande ritorno tra i professionisti anche per te. Spero vivamente di rimanere, di continuare a vivere e sognare in questa piazza che veramente quello che non mi ha dato in 25 anni il calcio me l'ha dato in un anno Mantova. Ok. Stefano, la festa tanto attesa finalmente è arrivata, hai anche segnato un gol, meglio di così non poteva andare. Sì, meglio di così non poteva andare, però la voglio dedicare e condividere con tutti i tifosi, perché solo grazie a loro abbiamo ottenuto questo risultato, perché nessuno all'inizio dell'anno pensava che questo Mantova dopo un fallimento potesse vincere un campionato alla grande come l'abbiamo vinto noi con 3 giornate d'anticipo, e siamo sicuramente soddisfatti di tutto questo. Eccoci tornati in studio solo per lanciare la pubblicità, ci ritroviamo tra un paio di minuti, parleremo delle altre 2 gare, di che cosa ci aspetta anche per Mantova Colognese, sabato 7 maggio, iniziative legate anche al centenario biancorosso. A tra poco. Eccoci tornati per la parte conclusiva di Che Calcio Dici, una parte però scoppiettante perché vi andremo a ripercorrere le varie fasi del campionato suddivise in 4 clip da un paio di minuti ciascuna con tutti i gol della stagione. Però prima diceva giustamente Enrico Dalè, ci sono ancora 2 partite da giocare prima della Pool Scudetto, ad Arfo Boario il 1° maggio, il 7 maggio in anticipo la gara conclusiva, chiamiamola Altra Festa, con la Colognese. Siamo in pieno centenario biancorosso, lo ricordiamo, c'è ancora la mostra Palazzo Otea, le fruttiere, che sta raccogliendo consensi. Che cosa farà il Mantova FC per la giornata del 7 maggio? Lo chiedo a Maurizio Ruberti. Ma visto che ci è stato chiesto di fare l'anticipo dalla RAI in modo di andare in diretta televisiva, giocheremo alle 2 del pomeriggio. Ci stiamo attrezzando per la sfilata delle vecchie glorie al termine della gara e poi tutti davanti a una questa volta mega bottiglia di spumante che verrà offerta a tutti i tifosi insieme a uno scoppiettante, un caldo risotto nella zona della Bocciofila. Così ci sarà anche la possibilità di visitare alla sera fino a tarda ora anche la mostra che chiuderà poi l'8. Avete già preso contatti con numerosi ex biancorossi? Possiamo avere qualche anticipazione? Sarà una cosa diversa dalla giornata celebrativa del 24 marzo? Ci saranno giocatori, allenatori che hanno portato avanti la causa del Mantova? Alberto Sogliani si sta occupando dei fatti dell'evento, sta telefonando a tutti quelli che in un modo o in un altro non hanno potuto partecipare anche alla serata del centenario per poterli avere sul Martelli e farli sfilare al termine della gara tutti insieme e poi andare tutti insieme alla festa finale. Insomma, ci aspettiamo un altro grande evento, un evento che naturalmente nobilita quello che è la passione della nostra città, l'ha detto anche prima Marco Marocchi, verso questa squadra che ha compiuto 100 anni proprio il 24 marzo del 2011, pensate un po', 100 anni, tante partite, tante storie, però io credo, Enrico Dalè, che ci sia ancora da pensare anche al futuro, perché in fondo non occorre guardarsi troppo dietro, il calcio è così, ci si dimentica sempre di quello che si è fatto, c'è sempre necessità, esigenza di dimostrare qualcosa e di vincere soprattutto. È un Mantova che ha ancora fame, anche in previsione del prossimo Io credo anno. che questo gruppo senz'altro ha nel suo DNA questa coesione, questa voglia di emergere, di dimostrare di essere all'altezza della situazione. E lo spirito del Mantova è incarnato al suo capitano. Il suo capitano che ha fatto una scelta di vita, perché è un giocatore che non c'entra nulla con la nostra categoria, fondamentale sia in campo che fuori dal campo, e questa sua determinazione, questa sua voglia che trasmette ai compagni rappresenta la sintesi della voglia di questo gruppo che ha vinto questo campionato perdendo solo una partita, con un vantaggio considerevole sulla seconda in uno dei gironi a mio avviso più difficili di tutta la Serie D. Allora andiamo a ripercorrere proprio questo campionato attraverso le varie fasi della stagione. Chiedo a Marco Marocchi, aveva mai sentito parlare di Insubria, l'avversario del Mantova nella prima giornata? Si dice che gli Insubri anticamente abbiano fondato Milano, però questa squadra Insubria, che è di Caronno Pertusella, provincia di Varese, insomma per noi era una perfetta sconosciuta, così come nel 73 fu la Gavinovese dopo il ritorno in C dopo 15 anni, e così come non sono state altre squadre che hanno avuto l'onore ingrato
meritato di affrontare il Mantova nella prima giornata di campionato? Ci hanno fatto una bella cultura geografica, quest'anno abbiamo fatto dei bei ritiri in posti veramente nuovi per noi. Anche dei viaggi avventurosi, Marco, tipo Qualche quello di Solbiate che non si viaggio trovava allo stadio. Devo dire che nel Lecchese si mangia particolarmente bene. Sì, ma ci sono dei posti che sono da segnare. Ecco, lo dico a voi tre che magari non dovevate stare alla dieta ferrea della squadra, quindi magari qualche soddisfazione in più ve la siete tolti. Correggo, io ci stavo perché mangiavo con la squadra, forse qualcuno che arrivava dopo magari no, vabbè, ma è normale. Comunque ci siamo anche detti che se era possibile magari di saltarli l'anno dopo questi posti qua, e ci siamo riusciti con tutto il rispetto perché sono posti meravigliosi, ma magari meglio aumentare la conoscenza e vedere qualcos'altro. Sarà un girone completamente diverso anche alla luce di quello che dicevo in precedenza. Allora vediamo il primo blocco che riguarda dalla prima all'8ª giornata di campionato un Mantova che inizia con la vittoria appunto con l'Insubria, poi attraversa i fischi del derby di Castelgoffredo, ma torna in sella vincendo sia a Verona con la Vecomp che a Solbiate con il gran gol di Enrico Gherardi. 5 settembre 2010, per il Mantova è il momento di ripartire. Dai fasti della Serie B al dramma del crollo in Serie D ci sono, prima della promozione, da ricostruire un ambiente ed una passione usciti con le ossa rotte dall'estate più nera degli ultimi anni per il calcio virgiliano. Gli avversari non si chiamano più Genoa, Napoli o Juventus, ma Solbiatese, Cantù e Insubria. E proprio contro questi ultimi arriva il debutto. A regalare la prima vittoria al Mantova è Ciccio Graziani con un bel colpo di testa, ma dopo la gioia del primo successo arriva qualche battuta a vuoto. Alla seconda giornata è già derby contro il Castiglione. I biancorossi registrano la prima perla di Stefano Franchi, ma alla fine devono accontentarsi di un pareggio per 2-2. 2-2 che si ripete alla terza giornata. Al Martelli il Villafranca si porta avanti di 2 gol prima di essere ripreso dalle reti di D'Angelo e di Caruso. Secondo derby della stagione a Castelgoffredo, dove un Mantova irriconoscibile strappa fatica lo 0-0 contro la Castellana ed esce dal campo per la prima ed unica volta della stagione tra i fischi dei propri tifosi. La classifica non è tranquillizzante, urge una vittoria a Verona sul campo della combattiva Vecomp e la vittoria finalmente arriva, firmata dalle reti di Graziani su rigore, di Franchi e ancora di Caruso. Stefano Franchi, mezza punta agile ed estrosa che i tifosi ricorda Gaetano Caridi, uno degli idoli perduti del giorno della mancata iscrizione alla B, e il trascinatore di questo Mantova, che prova a mettere il naso dove l'aria è più buona e un suo gol spezza la resistenza del Trento, allora primo in classifica ma poi destinato a un inesorabile crollo. Le vittorie ora arrivano copiose, a Solbiate il Mantova chiude il primo tempo sotto di un gol, ma nella ripresa lanciato dalla solita prodezza di Franchi dilaga. Arrivano i gol di Colonetti e la doppietta di Gherardi che in rovesciata firma uno dei più bei gesti tecnici della stagione. La vetta è un passo e arriva la domenica dopo contro la Caratese, con un 2-1 firmato dai due uomini più in forma, Colonetti e Franchi. Missione primo posto compiuta, prima di un novembre denso di difficoltà. Avete visto un gol che è uno schema ricorrente nelle azioni dei biancorossi, si andrà a segno anche nella trasferta di Olginate, il protagonista sarà Davide Bersi. Andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo con il secondo blocco che ci porta appunto dalla gara di Olginate sino al girone d'andata, alla fine del girone d'andata, con il pari sul campo di pattinaggio, mi permetto di definirlo così, di Cologno al Serio. Tra poco. Eccoci ritornati in studio, parte il servizio promesso dalla trasferta di Olginate sino al Giro di Boa, tutti i gol delle gare del Mantova, vediamo. È un Mantova operaio e combattivo quello che vince ad Olginate. Sotto una pioggia torrenziale Davide Bersi indossa la maglia numero 4 di mano e spinale e firma una preziosa vittoria in tandem con Stefano Portesi. Il portierino biancorosso che dal match con la Vecom sta sostituendo l'infortunato Bellodi para il rigore di Chiaie e diventa l'eroe di giornata. Ma il destino del calcio è bizzarro e dopo la prodezza di Olginate Portesi incappa in una toppica colossale nel match con l'Alzano. Un errore madornale che vanifica le reti di Franchi e di Caruso che avevano rimontato il gol iniziale di Valenti. Il mezzo passo falso viene assorbito senza problemi la domenica successiva. A Cantù il Mantova passa in vantaggio con Colonetti e dopo il pareggio dei comaschi centra la vittoria con la prima rete stagionale di Marco Zaninelli. Ma dopo questo successo un'altra bergamasca risulta indigesta. Il Pontisola tenta l'impresa al Martelli ed esce con un pareggio che frena la corsa dei biancorossi. 7 giorni dopo a Voghera la neve blocca tutto, partita rinviata e il Mantova ne approfitta per allungare. Al Martelli il Legnago torna a casa sconfitto da una bella rete di Ciccio Graziani. Arrivano nomi nuovi, il Mantova lascia partire Leonardo D'Angelo, destinazione Caratese,
e arriva dal San Donaiesolo Gaetano Gambino e Tannone lascia subito il segno. Contro il Darfo Boari una sua rete fissata dal centro di Colonetti regala al Mantova un prezioso successo prima di 4 trasferte consecutive. Nel gelo di Voghera il gol di Caruso permette al Mantova di tenere a distanza una diretta concorrente, mentre contro la Colognese il gol di Zaninelli contribuisce ad un altro importante pareggio. Ma un 2010 che per il Mantova ha riservato tante amarezze non poteva concludersi col sorriso. Nel pantano di Domegliare il Mantova cade per 1-0 contro il Castelnuovo Sandrà. C'è delusione, ma il primo posto rimane al sicuro. Eccoci Nicola, siamo, non dico al girone, siamo praticamente al Giro di Boa, sì. C'è la partita, la sconfitta con il Castelnuovo Sandrà. Io ti faccio la domanda che avrei dovuto farti allora. Ci sono dei bocciati in casa biancorossa, guardando però nel complesso tutta la stagione, vuoi perché chi ha giocato poco, per chi ha tradito le attese? Insomma, allora, l'unico che mi sento, tra virgolette, di bocciare è Leonardo D'Angelo, che poi comunque non fa più parte della rosa del Mantova, perché comunque non ha offerto un rendimento consono alle attese della società. Mi aspettavo magari fosse qualcosina di più da Vinazzer, però in rapporto con quello che era stata la sua partenza, però sinceramente dei bocciati no. Anche perché, ad esempio, tanto per parlare di un ragazzo che era finito sempre sul banco degli imputati, il famoso Mariani della partita con la Caratese, a Domegliara contro il Castelnuovo Sandrà, in quella sfortunatissima partita persa per 1-0, per me era stato uno dei migliori in campo. Quasi mai utilizzato per il suo ruolo naturale, che è quello di centrale difensivo. Esatto, quasi sempre utilizzato come terzino destro, un ragazzo che si è comunque messo a disposizione con umiltà. Non mi sento di bocciare nessuno, anche perché, ecco, forse l'unico che gli avrei dato un'insufficienza se avesse proseguito su questo standard era Gherardi, perché io l'avevo definito un attaccante comunque da 9-10 gol, però adesso i 9 gol li ha fatti, quindi la sufficienza piena se l'è più che meritata. Ecco, io passo la palla da lei, magari tra quelli che hanno giocato così un po' a singhiozzo, sappiamo Pettarin è legato anche all'impiego di Bellodi non essendo una quota, ma poi ci sono anche Pimazzoni, Vinazzer, Fischnaller, Luzzi, che mi pare sia stato praticamente infortunato dopo poco che è arrivato e non si è più schiodato da quella posizione. Un giudizio su questi giocatori? Per me tutti straordinari, nel senso che una squadra come il Mantova, che deve fare un campionato sempre a vincere e a dominarlo e utilizza tutta la rosa, vuol dire che tutti hanno dato il loro contributo. Aggiungo una cosa che secondo me è fondamentale: questi ragazzi combattono dal martedì, Marco Marocchi ne è testimone, fino alla fine della settimana per giocarsi un posto tra i titolari oppure per cercare di andare in panchina, perché il livello della rosa del Mantova è molto elevato. Sì, sono 26-27 giocatori. Questa tensione che c'è, questa competitività che c'è all'interno del gruppo sicuramente ha aumentato anche lo standard di quelli degli 11 che spesso sono i presunti titolari. Ecco, tra i poco impiegati anche Gianmarco Cavalieri, che però ieri si è tolto la soddisfazione di essere in campo proprio nella partita decisiva. Andiamo al terzo blocco, quello che fa ripartire il Mantova dal 2011, arriviamo sino alla metà del girone di ritorno ed è il momento in cui il Mantova accelera definitivamente verso il successo nel campionato. Arrivi il 2011, inizia il girone di ritorno, per il Mantova arriva anche la quarta trasferta consecutiva e con essa anche il primo gol stagionale di Spinale. Il capitano biancorosso pareggia il gol di Arturo Di Napoli che aveva portato in vantaggio l'Insubria. 4 giorni dopo il derby col Castiglione è scoppiettante, al vantaggio di Gambino replica subito Girometta, ma a rigore di Bersino replica Pace che dal dischetto si fa ipnotizzare da Bellodi. Una vittoria di carattere, quello che al Mantova manca a Villafranca. I biancorossi disputano un primo tempo strepitoso suggellato da un eurogol di Stefano Franchi, ma poi diventano leziosi e vengono puniti da un rigore di Lorenzini. Occorre reagire subito e contro la Castellana il Mantova non si lascia scappare la vittoria. Apre le danze Gambino seguito dal solito Franchi e dopo il gol di Fornito è Thomas Terranova a chiudere il match, per poi abbandonarsi alla comprensibile gioia per il suo primo gol in biancorosso. Ma dopo 7 giorni il Mantova perde un'altra occasione per allungare. Al Martelli arriva una Vecon solo apparentemente condannata al ruolo di vittima predestinata e invece in grado di passare in vantaggio con un contestatissimo rigore di Lallo e di resistere in trincea fino a 8 minuti dalla fine quando Manuel Spinale trova il gol del pareggio. Da un'occasione perduta all'altra a Trento si ripete la beffa di Villafranca. Terranova porta in vantaggio un Mantova apparso un po' appannato, ma a 5 minuti dal termine arriva la rete di Baù. Il Mantova deve combattere all'arma bianca in tutte le partite, occorrono ben 70 minuti per avere ragione della Solbiatese, trafitta da un tiro rocambolesco di Pettarin, prima che Gherardi e Franchi arrotondino il punteggio. Gherardi, tornato al gol dopo 4 mesi, si ripete a karate, ma dopo il 2-0 di Vinazzer succede di tutto. Prima un dubbio rigore che consente alla Caratese di riaprire al 90° la partita e poi proprio all'ultimo secondo il gol dell'ex D'Angelo
per il pari più amaro di tutta l'annata. Marco Marocchi lo vedo particolarmente interessato a prodezze del Mantova e degli avversari. Qual è una partita che ricorderà per sempre di questo campionato, al di là del beffardo 2-2 di Carate? Insomma, una partita naturalmente vinta dal Mantova, credo che è una di quelle che ha permesso appunto di staccare gli avversari e valga di essere ricordata. Ma non lo so, penso che la partita, a parte Verona della svolta, che chiamiamo così, che è stata la prima delle 5 vittorie consecutive, quella con la Vecchia, ma e la consapevolezza che poi è scattata con la partita col Trento in casa, se vi ricordate, l'atteggiamento e il modulo cambiato tatticamente in campo, perché da lì siamo passati a un'altra interpretazione delle partite per necessità. E poi siamo andati con Solbiate, penso, perché lì Solbiate si è sbloccato Enrico Gherardi. Primo tempo bruttino. Primo tempo bruttino, però squadra molto presente in campo, ripeto, tatticamente erano cambiate tante cose per tante ragioni e i fatti hanno dato ragione all'allenatore e alla squadra, insomma. E poi la consapevolezza proprio di quelle partite lì, infatti il mister lo continua a ripetere, noi il campionato abbiamo vinto in quella serie di vittorie lì. Io mi permetto una battuta, non so se i nostri ospiti sono d'accordo. Il blocco che abbiamo appena visto io lo definirei il blocco di Spinale, perché Emanuel l'avevo visto un po' appannato nella prima metà della stagione e il centrocampo ne aveva risentito. Da quando si è sbloccato col gol contro l'Insubria abbiamo visto tutto un altro Manuel Spinale, veramente il giocatore di categoria superiore che eravamo abituati a vedere, e la squadra ne ha beneficiato perché il Mantova ha attraversato un periodo in cui anche per il lavoro che era stato fatto durante la sosta natalizia era un po' appesantito e quindi c'era bisogno di qualcuno che scuotesse la squadra e la tirasse fuori nei momenti di difficoltà. E Manuel ha fatto proprio questo, perché alcuni suoi gol hanno levato le castagne dal fuoco, evitando al Manto delle sconfitte che magari non avrebbero compromesso il cammino verso la promozione, ma sarebbero state rognose da gestire nel prosieguo del campionato. Penso al gol dell'Insubria, penso al gol contro la Vecom e poi dopo vedremo anche un altro gol ancora più importante. Non posso che essere d'accordo, d'altra parte anche Enrico Dalla aveva detto un Mantova con l'animo del proprio capitano. Vediamo l'ultimo blocco, quello che ci porta praticamente sino alla vittoria definitiva di ieri con il Castelnuovo Sandra. La delusione di Carate viene smaltita in fretta contro l'Olginatese. Gherardi conferma il suo ottimo momento di forma con la seconda doppietta stagionale. Il 2-0 è rifinito dalla prodezza di Stefano Portesi che, vera bestia nera dell'Olginatese, pare il rigore del possibile pareggio dei lecchesi. Un successo prezioso, ma mai quanto quello di Alzano Lombardo, grazie al gol di Manuel Spinale che alla mezz'ora del primo tempo decide una gara spigolosa, difficile, ma comunque ben giocata dai biancorossi. Il miglior viatico alle celebrazioni del centenario. Domenica 20 marzo sono quasi 6.000 tifosi sugli spalti del Martelli in un'atmosfera degna di quella Serie A vissuta per 7 stagioni a cavallo degli anni 60 e 70 e sfiorata solamente nel 2006. Il Cantù diventa suo malgrado semplice spettatore del trionfo biancorosso. Al Mantova basta mezz'ora per chiudere la pratica con le reti di Colonetti e Gherardi. E nel frattempo la promozione si avvicina, anche se il calendario mette sulla strada dei biancorossi gli avversari più ostici. Il Pontisola, davvero una formazione di ottima qualità, viene comunque agevolmente bloccato sul pari grazie ad una prodezza di Gherardi, alla quale i bergamaschi rispondono tardivamente con Mussi, mentre Voghera viene respinto al termine di un match d'altri tempi. Primi 45 minuti dominati dai pavesi che chiudono in vantaggio per 1-0, nella ripresa il Mantova subisce il raddoppio ma reagisce con Franchi, che 10 secondi dopo la ripresa del gioco inventa un pallonetto d'antologia. Il 3-1 di Farina sembra far calare il sipario sull'incontro, ma il Mantova reagisce da par suo. A 5 minuti dal termine Gambino riapre la gara e 2 minuti dopo è il solito Gherardi a siglare l'insperato pareggio prima di vedersi respingere dal portiere il pallone del clamoroso sorpasso. Dopo questi 90 minuti pirotecnici il Mantova supera indenne lo scoglio Legnago e si lancia sul rettilineo finale. Il Castelnuovo Sandra viene asfaltato dalle reti di Bersi su rigore, di Stefano Franchi e di Ciccio Graziani. Al primo gol stagionale sotto la curva Te con una rovesciata che diventa la copertina della stagione. È fatta, mancano ancora 2 gare, ma si tratta solo di dare qualche ulteriore pennellata a un quadro già meraviglioso. Bentornato, caro vecchio Mantova. In questo continuo rimpallo tra presente e passato torniamo per un attimo con Maurizio Ruberti sul centenario. I risultati e i dati di audience, diciamo, dei tifosi biancorossi vi stanno dando quanto vi aspettavate? Ti dirò che ci aspettavamo di meno. I risultati sono soddisfacenti perché abbiamo messo in piedi degli eventi che
caratterizzato un periodo fondamentale di marzo, nella settimana di marzo che va dal 20 al 25 marzo, dove abbiamo messo in moto circa, senza esagerare, 10.000 persone, perché al Martelli, nella partita che abbiamo visto prima, c'erano quasi 6.000 spettatori, abbiamo fatto una serata con 2.500 presenze lì qui a Palabam, e abbiamo visto alla mostra nei primi tempi un grosso afflusso di gente che ha voluto ripercorrere questi 100 anni di storia. Quindi un grande interesse. Grande interesse, e stiamo riscuotendo in questo momento anche un grosso revival sulle due opere che abbiamo lanciato, il catalogo della mostra e il libro di Giampaolo, che comunque abbiamo sposato subito sin dall'inizio, perché ci è sembrata veramente un'opera importante da portare avanti in questo periodo. Mi permetto allora di presentare ai telespettatori che magari ancora non conoscono il libro Mantova 100, il libro ufficiale del centenario, tutti i tabellini, tutte le informazioni che sono utili alla consultazione per il tifoso biancorosso, tante interviste con 60 protagonisti, dati, statistiche, classifiche, presenze, reti, tante foto, insomma direi che c'è tutto, e questo è uno dei motivi d'orgoglio, credo, che il Mantova possa vantare, sì, che mi ha dato soprattutto la possibilità di ringraziare il Mantova per questa opera a quale io mi sono prestato buon volentieri. Insomma, speriamo che possa anche riscuotere ancora tanto successo. Grazie a Maurizio Ruberti, grazie ancora a Enrico D'Alè, grazie a voi, grazie a Marco Marocchi e a Nicola Antonietti. I nostri appuntamenti non si chiudono qui. Un po' di riposo per noi, che poi in realtà seguiremo il Mantova quotidianamente come facciamo sempre. Domenica 1° maggio saremo ad Arfo Boario, io e l'operatore Gianmaria Pontirolli, per la penultima partita, e poi insomma l'appuntamento è ovviamente con il TG, con Dilettanti Show, la domenica condotto da Gianni Veronesi, e poi al lunedì con la nostra trasmissione che Calcio Dici, che riprende la sua versione normale. Non abbandoneremo i biancorossi. Non abbandoneremo i biancorossi, perché ovviamente ci sarà, poi seguiremo l'ultima giornata di campionato, allo stadio ci saremo io, Gianni Veronesi, l'operatore Gino Giacomini, quindi seguiremo tutta l'ultima partita del Mantova, ma poi seguiremo il Mantova anche nella Pool Scudetto, augurandoci di poter andare a Roma e festeggiare quello che sarebbe, se il Mantova dovesse riuscire a vincerlo, il secondo titolo dilettanti, perché comunque il Mantova ne ha uno che è datato 58 in condominio con altre due squadre. Leggendo sul mio libro. Andiamo a vedere. L'ho scoperto leggendo sul tuo libro. Diciamo che ne ho avuto la conferma. Gianni l'aveva tirato fuori un po' a sorpresa nelle primissime giornate, poi ovviamente andando a guardare sul tuo libro abbiamo avuto la conferma dell'arrivo a pari merito con altre due squadre. Con Cosenza Spezia, stagione 57-58. Speriamo che il Mantova centri questo titolo in solitaria, perché comunque mettersi uno scudetto sulla maglia è il modo migliore anche per festeggiare il centenario. Siamo in chiusura, grazie per averci seguito. Noi torniamo lunedì prossimo, anzi lunedì 2 maggio, nella nostra versione tradizionale con un solo ospite. Grazie e buona Pasqua a tutti.